Una notte di sopralluoghi con polizia locale, Veritas e servizi sociali attraverso alcune delle aree di Mestre più in sofferenza sul versante sicurezza. L'aveva già annunciato la settimana scorsa il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Tornerò a fare le passeggiate notturne e chiederò il ritorno dei lagunari. Quindi, dopo l'incontro a Roma con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che arriverà in città a metà novembre, in cui è stata avanzata la richiesta di più forze a presidio del territorio, il primo cittadino ha percorso via Giustizia, via Trento, la stazione ferroviaria, il sottopasso che collega Mestre a Marghera. Per il sindaco la sfida si vince con il diritto e con leggi aggiornate. Provo la stessa rabbia che provano i cittadini, ha detto Brugnaro, indicando tra gli obiettivi evitare l'escalation e ribadire che lo Stato c'è. Dall'opposizione però lo sguardo è critico. La notte di controlli coi vigili a Mestre lascia il tempo che trova e più scenografica che di sostanza, secondo il senatore Dem e segretario regionale del PD Andrea Martella, che punta il dito sull'assenza di politiche sociali del comune. Noi abbiamo detto da tempo è necessario intervenire sul controllo del territorio, sul suo presidio, sulle attività di maggiore sicurezza dal punto di vista della repressione, ma è necessario anche intervenire con politiche sociali che possano affrontare il tema del disagio e della fragilità e che possano contrastare ogni forma di degrado.